giovani imprenditori di Confcommercio Venezia, tra idee e solidarietà, giunge a Milano, nella capitale dello spritz, al Caffè Le Clan in piazza per dedicare la quinta tappa del suo aperitour alla raccolta fondi per i colleghi alluvionati genovesi. Ancora una volta non c'è fango che tenga, è il nome dell'iniziativa che, lanciata dall'Ascom di Genova, i giovani di Confcommercio Venezia hanno raccolto attraverso Sprizzando Idee, un'occasione di incontro tra imprenditori di ultima generazione e giovani che progettano di aprire un'impresa. Abbiamo deciso come gruppo giovani di dedicare questa quinta tappa di Sprizzando Idee alla città di Genova, ai commercianti e agli imprenditori, quindi appoggiamo i nostri colleghi giovani imprenditori di Genova per dare il nostro contributo e la nostra solidarietà. Questa maglietta che noi indossiamo questa sera è un simbolo, un segno che vuole fare in modo che il messaggio non c'è fango che tenga, ancora una volta, ricordando che erano stati colpiti già 3 anni fa da questa alluvione, arrivi. È un piccolo contributo, però noi come Gruppo Giovani Venezia e tutte le ASCOM territoriali della nostra zona hanno aderito a questa iniziativa. Il devoluto della serata andrà per i commercianti di Genova e vogliamo far capire che il nostro contributo serve per dare una mano a distanza, ma noi ci siamo per loro. Anche altre province italiane, a partire da Taranto il mese prossimo, riproporranno questo format, questa iniziativa, perché si è riscontrato che questa modalità così contemporanea e innovativa di fare incontrare i giovani in maniera informale rende molto di più rispetto a un convegno statico, una riunione seduti attorno a un tavolo. Confrontarsi in questo modo fa trovare quelle soluzioni più originali che in questo momento difficile probabilmente sono le più poi semplici da effettuare. Ti sei mai chiesto come sia fare impresa oggi o come potresti incrementare la tua produttività, riconvertire la tua azienda, qualificare maggiormente la tua professionalità? Sprizzando Idee è l'incontro giusto per rispondere a queste domande, un'occasione per ascoltare idee vincenti di imprenditori locali che condividono opinioni ed esperienze in un ambiente informale e divertente. E i giovani richiedono più opportunità e meno burocrazia, e diciamo che per aprire un'attività ormai è diventata una cosa veramente allucinante tutta la burocrazia che ci richiede. Noi vogliamo una cosa più semplice e avere più libertà anche nella gestione dell'attività. Non vogliamo i vincoli delle ZTL, non vogliamo gli orari di limite locali, vogliamo poter lavorare tranquillamente in santa pace. Siamo stati di recente alla presentazione di un libro di Luigi De Gobbi che diceva dove ci sono le aperture dei centri commerciali abbiamo una diminuzione e un impoverimento del territorio. Noi non siamo per questo, vogliamo le attività commerciali sotto casa. Diciamo che tutto il mondo del commercio oggi è in sofferenza per la crisi economica che c'è in questo momento, ma in particolar modo i centri storici e anche non storici soffrono per una cattiva interpretazione che oggi le amministrazioni comunali danno della qualità della vita, e ci troviamo nei nostri centri storici e non storici tutta una serie di divieti, divieto ZTL, parcheggi a pagamento, vincoli di ogni tipo, e ci troviamo ovviamente in grande difficoltà nei confronti dei centri commerciali dove non abbiamo tutti questi vincoli, anzi cercano di incentivare, facendo anche delle manifestazioni, l'affluenza della gente. A raccontare la sua esperienza da giovane imprenditore che è riuscito ad emergere creando un prodotto originale, in questo caso il nuovo servizio in rete per la creazione di loghi e video dedicato alle aziende, Diego Busato, con il sito youcrea.com. All'incirca 2 anni fa abbiamo avuto, la spinta creativa di creare delle opportunità per ragazzi come noi che, per esempio nel mio caso sono un videomaker, quindi ho competenze di produzione video. Abbiamo detto perché non fare qualcosa per persone che hanno difficoltà anche a trovare lavoro, però con un sistema competitivo, qualcosa che valorizzasse anche il lavoro delle persone. Un sistema competitivo ma che allo stesso tempo valorizza, dà opportunità a giovani videomaker come ce ne sono molti in Italia. In un momento difficile come quello attuale, crescere insieme tra giovani e creare reti sinergiche è il trampolino di rilancio per l'economia commerciale, poiché i giovani hanno idee veloci e sprizzanti.